iniziata. Aspra Castellammare con questo lancio da parte di Costantino, chiude col colpo di testa il giocatore del Castellammare, allora si affaccia in avanti la squadra di Mione, il lancio per Ba, riesce ad andare il 9, ancora Ba, sfida due avversari, palo del Castellammare, la prima opportunità della partita e della formazione ospite con Ba, poi addirittura ci prova con una conclusione dalla lunghissima distanza Caronia. Poi prova a farla scorrere Barbera, bella l'idea del 9, poi Gio in Saia, allarga il gioco da Gio, bella lo scambio tra giocatori all'Aspra, il primo tiro in porta del match, arriva dai piedi di Nicosia, che alla fine arriva a cercare Frisella che con un colpo di testa serve Ba, basta un tocco per servire Terranova, si coordina per andare col destro, preso in pieno da Amico e quasi si rischia l'autogol. No, Gio può andare a cacciare, saltato un uomo, se n'è andato Gio, può metterla in mezzo, anticipato da Dybala. Lampo, porta palla, con protagonismo il 6, ancora Lampo, apertura coi tempi giusti, tra le parti di Frisella, poi il pallone rimane dentro l'area di rigore, pericolo per l'Aspra, occasionissima per il Castellammare, ma il tiro di Leonardo Musso è stato bloccato da Demiere che si è fatto trovare pronto. 4 minuti alla fine di questo primo tempo, intanto Ba prova ancora a creare un pericolo, la giocata all'indietro, è miracolo di Demiere sul tiro di Mattia Terranova. Facile percorso che può verticalizzare, ma le punte non vengono incontro, Gio e Barbera si sono affittate nella parte di campo e allora Frisella non la tocca Demiere. Per questo cross Costantino una finta, poi Tarantino, si è aperto tantissimo Gio, può andare al tiro da lì, miracolo da parte di Di Paola e questa possiamo chiamarla veramente un'occasione per l'Aspra con Gio, grandissimo schema della squadra di Mister Correnti, è uscito Musso, corso, ci mette più convinzione, si prende il fallo laterale, lo batte subito e manda in profondità Barbera che tocca bene il pallone per Gio, pallonetto di Gio, la porta è vuota, è il vantaggio dell'Aspra con Raffaele Gio. Si sblocca il numero 10 con questa maglia, il suo primo gol ai tre grandi. Colpo di testa a liberare la parte di D'Amico, poi Nicosia non riesce a liberare. Occhio a Messina che calcia subito, prova a rispondere il Castellammare. Palla uscita fuori di pochissimo, c'era comunque Demiere. A ripartenza Aspra con Costantino che non è proprio un giocatore adatto alle ripartenze per la velocità, ma riesce a imbucare comunque Gio, che adesso sulle ali dell'entusiasmo va e mette anche questo pallone, lo tiene in campo, alla fine smanaccia Di Paola, ma che giocata del 10 che continua ad accendere il pubblico dell'Aloisio. Importante, la squadra deve tenersi stretta questi 3 punti. Intanto calcio d'angolo battuto, colpo di testa e arriva il gol di Messina. Parlavamo proprio di attenzione e arriva il gol del pareggio, il colpo di testa del suo numero 10 proprio con questa il Castellammare ha trovato il gol del pareggio. Proprio Costantino, palla in mezzo a cercare Barbera sul primo palo, la risposta da parte di Di Paola che si distende, mette in angolo Nicosia, la controlla Costantino, zona tiro per lui, ci può pensare, si allunga ancora però Di Paola, continua a rispondere presente il portiere del Castellammare. Tanto occhio perché le attenzioni erano rivolte al pallone doppio in campo e Ba riesce ad andare in aria, è concesso un calcio di rigore al Castellammare nel momento in cui era stato segnalato un doppio pallone in campo, il direttore di gara doveva necessariamente fermare il gioco mentre l'azione è proseguita, i giocatori si sono distratti e adesso c'è questo calcio di rigore dal dischietto tra Caronia e Demiere, si allunga Demiere e la mette in angolo e salva tutti. Mirko Demiere para il suo primo rigore della sua esperienza ad Aspra, si salvano i gialloverdi di Correnti che adesso vogliono andare in ripartenza. Cantiere aperto, intanto conclusione a parte di Terranova. Fischia il direttore di gara 3 volte, il Castellammare stava attaccando, finisce 1-1, un match che ha visto entrambe le squadre vogliose di attaccare, di fare la partita, di creare occasioni, e alla fine forse questo è il risultato più giusto per quanto si è visto, più il Castellammare nel primo tempo, forse più occasioni per l'Aspra nel secondo.